Il film italiano Io capitano del regista Matteo Garrone, presentato all'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in concorso al Lido e poi entrato anche nel palmarès dei premiati per la migliore regia, prosegue a gonfie vele la sua corsa verso l'America e gli Oscar 2024. Il film è infatti entrato nella short list, ovvero l'elenco dei 15 migliori titoli, a cui poi si arriverà alla cinquina finale, per essere votati dall'Academy, di cui fa parte, tra l'altro, anche il direttore della Mostra di Venezia, Alberto Barbera. Già far parte di questo ristretto novero di titoli è una grande soddisfazione, così il regista aveva parlato lo scorso settembre nella nostra intervista al Lido. L'idea, diciamo, del film nasce dal desiderio di raccontare questo viaggio che fanno questi due ragazzi attraverso l'Africa, questi due migranti, per cercare di raggiungere l'Europa dal loro punto di vista. Diciamo che siamo abituati qui in Occidente ormai da anni a vedere le immagini di questi barconi che arrivano, sempre con la macchina alla presa puntata dall'Europa verso il Mar Mediterraneo. Invece l'idea è stata quella di cambiare completamente la prospettiva, mettere la macchina presa dall'altra angolazione in una sorta di controcampo e raccontare quello che vuol dire fare il viaggio dalla loro angolazione. Il sogno di questo viaggio, dunque, continua. Nel caso specifico capitano si parla anche di una migrazione che è legata a dei giovani che vengono da una povertà tutto sommato dignitosa, che avrebbero da mangiare ma che hanno questo sogno legittimo, umano, di voler viaggiare, di voler cercare un futuro migliore, di voler magari poter accedere a un mondo che gli sembra dorato dal loro punto di vista, perché non dimentichiamoci che la globalizzazione è arrivata forte anche lì.